L'ex tribunale di San Donà è tornato al servizio della popolazione. Il Palazzo di Vetro, considerato fin dalla nascita un simbolo architettonico, è stato acquisito dall'ULSS 4 al costo di 3 milioni di euro e ora è sede del Dipartimento di Prevenzione del distretto sociosanitario unico dell'azienda. Taglio del nastro alla presenza dell'assessore regionale alla sanità, del direttore generale e del sindaco di San Donà di Piave. Si recupera un bel edificio dal punto di vista architettonico e dello stile, diciamo, urbanistico, ma soprattutto recuperiamo un edificio centrale, funzionale, facilmente accessibile per l'utenza. Abbiamo circa 3.000 metri quadri a disposizione, quindi decisamente più ampio rispetto a quello che avevamo prima. Un doppio significato sia perché si recupera, come si diceva, un simbolo importante in centro città, ma soprattutto per i contenuti e le funzioni. Distretto sociosanitario, Dipartimento di Prevenzione oggi sono due pilastri fondamentali, due pilastri che abbiamo visto l'investimento diventa primario e lo sarà anche all'interno del PNNR Missione 6, che prevede quindi di incentivare tutti quelli che sono i servizi di collegamento tra la parte territoriale e la parte ospedaliera tramite i distretti sociosanitari. Il palazzo adiacente alla sede INPS, che in precedenza ospitava le due strutture dell'ULSS 4, è costituito da 4 piani, oltre uno interrato da 1.600 metri quadri, di cui 840 destinati al parcheggio per il personale. Un volume importante nel cuore della città ritorna di proprietà pubblica, perché l'azienda sanitaria di fatto appartiene a tutti i cittadini e quindi sia i dipendenti ma anche i visitatori, insomma, sono un pezzo di città che si riappropriano di questa parte.